Io direi un ottimo risultato e mi lasci dire il più grande risultato è rappresentato dal fatto che il Veneto è la prima regione in Italia per affluenza alle urne, quindi un grande esercizio di democrazia e un grande segnale di civiltà che i veneti hanno dato all'Italia intera. Diciamo che il primo risultato sarà quello della speranza che il Presidente della Repubblica sciolga le Camere e si vada subito a votare. Quella nel referendum costituzionale è, secondo il presidente della regione Luca Zaia, una vittoria che porta direttamente ad elezioni anticipate. Se il vasto fronte del no gioisce, in casa PD, in attesa dei prossimi sviluppi parlamentari, si analizza nel merito un risultato che non era previsto in queste proporzioni, una riflessione in cui rientra con forza anche quella campagna elettorale per il no condotta da alcuni grossi nomi del partito veneziano, dal senatore Felice Casson, vicepresidente della Commissione Giustizia e candidato sindaco del centro-sinistra alle ultime comunali, al deputato Davide Zoggia, già presidente della provincia ed ex responsabile organizzativo del PD. Qui abbiamo un problema obiettivo sulle regole del gioco dentro il nostro partito. Questi episodi non sono stati sicuramente piacevoli, hanno creato delle fratture, andremo verso una fase congressuale sia in Veneto come credo sul panorama nazionale. E a quel punto però io vorrei capire fino in fondo qual è il modello di partito, insomma, se è un partito in cui ognuno esercita la propria responsabilità esattamente come vuole o se c'è una linearità rispetto ai comportamenti di ognuno di noi.